Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Grazie intanto di seguirci e benvenuti per questo ultimo appuntamento della settimana con Direttamente. Abbiamo deciso di occuparci di un tema molto delicato, parliamo delle interruzioni di gravidanza. In Italia insomma cala il numero degli aborti, ce ne sono molto di meno, ma sono sempre più invisibili. Questo raccontano i dati del Ministero della Sanità, quindi dati ufficiali che però si riferiscono, sono fermi al 2016. Il numero di aborti da parte insomma in tutte le regioni italiane, quindi è il dato complessivo, è pari a 84.926 con una diminuzione del 3,1% rispetto al 2015. Questi i numeri, ma ci siamo chiesti cosa succede per una donna che decide appunto una interruzione di gravidanza, come vive questa scelta drammatica, ha dei punti di riferimento a cui aggrapparsi, a cui chiedere consiglio per il sostegno di questa scelta importante che cambierà, lo dicono tantissime testimonianze, poi il corso della vita. Oggi ne vogliamo parlare con degli ospiti in studio. Intanto grazie per essere con noi a Teresa Boero, lei è qui vicino a me. Teresa l'abbiamo anche conosciuta in altre vesti perché lei è una volontaria molto attiva, soprattutto con i poveri sulla strada, è molto vicina a padre Fedele Bisceglie ed è lei che ha deciso di raccontarci una sua esperienza molto particolare e molto intima, perché il messaggio che vuole lanciare alle altre donne è quello di aiutare, perché un'esperienza così può far sì che altri possano riconoscersi. E grazie per essere con noi a Marina Simonetti, lei è del direttivo dell'associazione www Calabria, la Calabria vista dalle donne. La sua passione per i temi civili è abbastanza, come dire, provata nel tempo. Con lei parleremo delle leggi, quanto sono rispettate, anche degli obiettori di coscienza della 194, e parleremo anche del ruolo dei consultori, quindi una rete di diritti costruiti attorno alle donne che dovessero decidere appunto per l'interruzione di gravidanza. Funzionano? Quanto funziona questa rete? Lo scopriremo, ma partiamo con Teresa, partiamo da questa testimonianza forte, dalla storia. Il suo è un viaggio a ritroso 28 anni fa, che cosa è successo? Un viaggio doloroso ancora oggi, perché 28 anni fa, mamma di 2 figli, decido all'arrivo della terza gravidanza di interromperla, quindi una scelta dura, una scelta amara che ha avuto un prezzo molto alto nella mia vita, soprattutto perché è un lutto elaborato da poco, nel senso che poi devi prendere coscienza di questa decisione che hai preso e del rammarico grande di averla fatta. Quindi perché raccontare questa storia? Perché 28 anni fa... Scusami, allora lo diciamo anche per chi ci ascolta, per facilitare anche la comprensione della storia, perché ripeto, è una storia coraggiosa che tu hai deciso di raccontarci. Tu sei sposata? Sì. Ecco, era il terzo figlio in familiare arrivo. Molto difficile, ecco, perché erano delle condizioni economiche non precarie, proprio di più. Decido, in preda al panico, di interrompere questa gravidanza, e naturalmente non c'è stato nessuno a livello anche di, non dico di famiglia, perché la mia famiglia è sempre stata molto presente,
ma da parte del mio ex marito quasi una gioia di lasciare a me questa decisione così pesante. Quindi decido di intraprendere questo percorso. Cominciamo ad andare dal medico, cominciamo le carte, compiliamo i modelli ed era come se tu stessi in trance, come se stessi facendo qualcosa per cui sapevi già l'esito e sapevi benissimo cosa stavi facendo, ma non avevi la percezione di una realtà, sembrava qualcosa che comunque doveva passare, era un momento e dopo avresti dimenticato tutto. Quindi questo è l'errore. Perché non è vero che una donna dimentica, sia che accetti consapevolmente, sia che con il tempo dica no, ma ho fatto la scelta giusta, è una scelta comunque di grande dolore. Quindi cominciamo a fare questo percorso e ci sono stati tanti momenti in cui ho cercato di ritornare indietro, ma naturalmente non... Forse avevo bisogno di una figura più incisiva vicino a me che mi dicesse guarda, probabilmente stai facendo un errore, prendiamo un po' di tempo, riflettiamo un pochino meglio, esaminiamo un po' meglio la situazione. Questa cosa non c'è stata e io sono arrivata in ospedale con la convinzione di fare una cosa che poi forse non avrebbe avuto nessun risvolto. La mattina io ricordo il clima di 28 anni fa in ospedale, che non era certamente un clima sereno, perché anche da parte del corpo infermieristico c'era un atteggiamento di grande giudizio negativo nei confronti delle donne che eravamo lì e tutte quante avevamo fatto lo stesso percorso. E quando al momento che il medico chiama il mio nome, io volevo tornare indietro. Quindi dentro di me c'era sempre questo dubbio, questo filo che mi teneva ancora unita a questa decisione che non era così sicura, non era così convinta. Ma alla fine entrai e quando uscii sembrava che era tutto finito, che era un momento, era passato, mi ero levata il problema e quindi torniamo a casa felici e contenti. La realtà non è questa. Perché poi la donna, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, ma poi anche parlando con altre donne, perché poi è molto difficile che le altre donne si aprino, ma piano piano io sono riuscita anche attraverso i rapporti con il lavoro che faccio di far aprire molte donne che hanno fatto l'interruzione di gravidanza e devo dire che non ne ho trovato una che oggi ancora sia convinta che abbia fatto la scelta giusta. Perché ha avuto i suoi dubbi, il suo dolore, il dubbio di aver fatto qualcosa che sicuramente poteva evitare e poteva essere risolto in modo diverso. Quindi la donna è vita, invece in quel caso la donna è stata portatrice di morte, comunque la si voglia addolcire la pillola. E quindi si torna a casa, si rimuove la storia, nessuno ne parla, non se ne parla, non si discute più di questo argomento. Però poi negli anni c'era questo malessere che comunque... Quante volte pensava a questo figlio mai nato? Diciamo che nei primi anni mai, perché appunto c'è questa rimozione forzata da parte della tua mente per cui tu non pensi a quello che hai fatto. Poi, in un successivo momento, questo malessere che cresce, e che hanno tutte le donne che hanno fatto l'interruzione di gravidanza, alcune cercano di nasconderlo, di camuffarlo, di mitigarlo, ma non è così, perché non è la verità, viene fuori in tutta la sua violenza, perché piano piano diventa come un fuoco che piano piano si alimenta e lo alimenti tu stessa, fin quando non decidi di affrontare il problema e quindi di elaborare una storia che comunque è una storia della tua vita, è una storia che ti appartiene. Quindi è un'elaborazione che tu comunque devi fare, ma non per rimuovere il problema, per cercare di superare un dolore che comunque è lì e non lo può levare nessuno, anche perché poi è difficile parlarne, perché è difficile confrontarsi con altri
e cercare di trovare, tra virgolette, una giustificazione, che poi non c'è giustificazione che tenga, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E quindi io ricordo in particolare, entrai in una libreria e vidi un libro che è famosissimo. E questo libro è un libro di Oriana Fallaci, che non lessi, ma lessi il titolo. Infatti l'ho letto da poco questo libro e non mi è piaciuto l'epilogo, chiaramente, però quel libro è stato quell'interruttore che ha acceso una comunicazione dentro di me, fra me e il mio problema. Quindi io cosa feci? Presi carta e penna e scrissi una lettera a questo bambino veramente mai nato, cercando di dare delle spiegazioni al gesto che io feci e del quale mi sentivo responsabile solo io, da premettere, perché poi in queste situazioni gli uomini sono sempre molto secondari, come se le responsabilità, lasciano sempre la responsabilità alla donna, perché sanno probabilmente che è un peso molto grande e quindi evitano di assumerselo. Però effettivamente cosa feci? Dopo aver scritto questa lettera cominciai questo dialogo introspettivo, quindi a star male, ad avere momenti di grande autodistruzione, dei momenti molto travagliati. Questi momenti di autodistruzione come... Perché non hai più autostima e allora ti lasci andare, cerchi di non tenere più a te, di pensare che il tempo passa, c'hai quell'incubo, però quell'incubo è comunque presente e tu non vedi una soluzione, perché comunque non la vedi, perché comunque è qualcosa fatta che tu non puoi porre rimedio, non puoi avere una soluzione adesso per risolverlo, perché tu comunque hai distrutto una vita, che sia un embrione, che sia un feto, è una vita. Quindi... E poi cosa c'è ancora più grave? Che avendo dei figli è chiaro che la storia non è che c'è un momento della giornata che tu lo ricordi, tu lo ricordi sempre. Perché lo ricordi mentre prepari la colazione, lo ricordi nelle feste di compleanno, lo ricordi quando lavi i loro indumenti, lo ricordi quando li accompagni all'asilo. Quindi in tutte le fasce di crescita c'è sempre questo momento che è focale, perché questo momento te lo fa ripercorrere in continuazione. E quindi tu ti fai tante domande, no? Io per esempio ricordo che appendevo all'albero di Natale una pallina. E questa pallina nessuno sapeva, magari lo scopo, la vedevano come una pallina normale che si metteva come addobbo natalizio, ma per me quella pallina aveva un significato diverso. E devo dire che parlando sempre con altre donne ho scoperto che c'è questa abitudine di, durante le festività, di ricordare ancora in modo più incisivo e più doloroso l'evento. Perché non ha chiesto aiuto? Ma perché era un momento particolare della mia vita e perché poi per una donna chiedere aiuto non è facile, almeno in questo contesto, almeno lo è stato per me. E tutt'oggi quando parlo con alcune donne che hanno fatto questa scelta chiedo come mai non vi siete rivolti ad uno psicologo, a qualcuno che magari poteva cercare di intervenire e lenire in modo più dolce, meno traumatico questo percorso. Mi dicono che non riuscivano ad aprirsi con nessuno. Io ricordo la frase di un grande uomo, che fu l'unico che mi diede un grande supporto, rispettando la mia decisione, ma veramente fu un uomo molto speciale, che era il dottore Guido Silvagni di Carolei, un medico condotto, il quale mi disse: guarda, tu puoi fare la scelta che vuoi, però devi pensare a una cosa, non hai nessun diritto di evitare che nasca un genio, perché chi ti può garantire che questa persona possa diventare uno scienziato importante, un uomo importante, utile per la società, ma poi è una vita. Io ricordo questa frase che continuavo a ripeterla in tutti questi anni,
devo ringraziare quest'uomo perché è stato sempre molto vicino a me, un medico eccezionale. Però il percorso comunque di ogni donna che fa questa scelta è un percorso sempre, sempre e comunque doloroso. È solitario, mi pare di capire. Sì, solitario. Marina Simonetti, di queste purtroppo, come dire, storie, no? Tu ne hai conosciute tante, rispetto alle solitudini di cui parlava Teresa, sei d'accordo? Ci sono delle strutture invece capaci di accompagnare le donne che hanno deciso, quindi una scelta, abbiamo detto, difficile, una scelta sofferta, e tra l'altro, come diceva Teresa, di solito molto individuale, perché non è accompagnata da altri, anche dall'uomo, no? Sì, certamente, insomma, la storia che ci ha appena raccontato, la storia personalissima della signora Teresa, ovviamente al di là degli aspetti suoi personali, sui quali ovviamente non ho niente da aggiungere se non esprimerle tutta la mia solidarietà, però ci dice una cosa, no? Che la questione dell'interruzione volontaria della gravidanza non è mai una questione appunto leggera, è sempre un percorso intanto molto doloroso per le donne, che può essere vissuto ovviamente in maniera più o meno individuale, più o meno circoscritta al proprio vissuto personale. Questo dipende ovviamente dalle condizioni in cui questa vicenda si... Volevo dire, Teresa diceva una cosa molto particolare, dice è stato un problema solo mio, ma è vero che è solo un problema delle donne e che gli uomini non devono entrarci in questa, no, invece in questa situazione la molto... questione è un po' più delicata, nel senso che la scelta è sicuramente individuale, la scelta è sicuramente della donna, nel senso che come dire, il contesto, sia esso familiare, sia esso amicale, ma io ovviamente non è di questo che voglio parlare, ma soprattutto il contesto sociosanitario e dei servizi deve essere atto a favorire un percorso di autodeterminazione e di consapevolezza della donna. In tutti i percorsi, sia nel percorso di genitorialità, sia nel percorso di rifiuto eventuale di una maternità e di una genitorialità. La genitorialità attiene ovviamente sia all'essere donna che all'essere uomo, sia all'essere madre ma che è proprio questo che volevo dire, no? C'è una responsabilità che non è una responsabilità solo della donna. Assolutamente, però non dobbiamo confondere secondo me la questione di come elaborare un percorso, sia nella sua definizione di scelta, no? Quindi abortire o non abortire, sia nel post, quindi il percorso di elaborazione, con quello che invece è la costruzione appunto di un contesto che favorisca il raggiungimento di una consapevolezza e di un'autodeterminazione. Allora, ovviamente la storia della signora è una storia personalissima, rispettabilissima, ma che sostiene, ecco, addirittura, ecco, questo volevo dire, che sostiene a maggior ragione l'importanza di quelle che sono state le disposizioni normative che in questo Paese si sono avute anche in maniera avanzata e che hanno riguardato sia la istituzione dei consultori familiari, sia la 194, sia le norme successive che hanno fatto di questi centri delle strutture di servizio sanitario dove proprio le questioni che diceva la signora possono essere affrontate esattamente in una dimensione di un approccio integrato alla persona e alle sue esigenze di salute, esigenze psicologiche, esigenze relazionali in genere. Quindi lei dice gli appoggi comunque, le risposte ci sono, sia sul sociale che sul sanitario. Sì, come no. Quindi i consultori funzionano, possono essere non solo i consultori. I consultori sono, come dire, sono il centro nel modello appunto di applicazione
insomma, della sanità in Italia, in cui la donna, la persona, la famiglia, l'adolescente può essere approcciato nel suo problema in maniera integrata, cioè in un modo tale che il suo problema sia visto sia sotto l'aspetto medico, prettamente medico-sanitario, sia sotto l'aspetto psicologico, sia sotto l'aspetto assistenziale, sia sotto l'aspetto della tutela dei diritti legislativi che riguardano proprio la donna. Penso alla questione del diritto di famiglia, ma anche delle questioni che attengono al lavoro per quanto riguarda le lavoratrici madri. E nei consultori familiari e nei servizi appunto dei imputati a questo, tutte queste cose sono garantite. Quello che ci dice la signora è esattamente questo, l'importanza, cioè la solitudine, che è un elemento forse anche indispensabile, cioè la scelta, ripeto, è individuale, il percorso di consapevolezza deve portare all'autodeterminazione della donna, ecco. Però può essere, come dire, nel consultore può essere superato all'aspetto appunto di isolamento, ecco, di isolamento, che ci conferma appunto la sua storia, ancora una volta, quanto queste cose siano state pensate con un'idea molto avanzata di salute pubblica, no? Un modello sociale di salute, e che oggi appunto, come sappiamo, attraversano un periodo di difficoltà e che andrebbero ancora una volta. Il tema, come dire, ci dimostra anche questa testimonianza come il tema sia ancora molto molto attuale. Perché invece si parla sempre meno di tematiche come quali quelli dell'interruzione di gravidanza? Come dire, la 194 quanto è applicata? Ma sicuramente nei consultori familiari la 194 è applicata, ma è applicata non... la 194 è norma, me la sono appunto portata, norma per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, cioè è stata pensata per garantire un diritto cosciente e responsabile alla maternità, che può anche voler dire aiutare una donna a intraprendere un percorso volontario di interruzione di gravidanza, qualora ci siano le condizioni. Nel caso della signora, e lo diceva prima, riferiva di una condizione sostanzialmente di difficoltà socio-economica per il perseguimento, insomma, del progetto di genitorialità. Però lei aveva molti dubbi. Aveva molti dubbi ed in quello lei diceva... Ovviamente lì c'è stata probabilmente, azzardo, insomma, una qualche leggerezza, non leggerezza da parte del tessuto medico che l'ha assistita, a non rivolgerla, a non indirizzarla verso strutture dei consultori familiari, che già all'epoca esistevano però tutto quanto è stato fatto assolutamente nel rispetto della volontà della signora e delle norme, mi pare di aver capito, insomma. Ecco. Su questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Direttamente, un appuntamento molto particolare oggi dedicato ad una tematica davvero delicata e molto intima per le donne ma per le famiglie. Parliamo di aborto, una scelta davvero difficile, e lo stiamo facendo in studio, tra l'altro suffragati anche, aiutati da alcuni dati che sono stati resi noti dal Ministero della Sanità. Vi voglio dire che per esempio in Calabria i medici obiettori sono il 72,9%, ripeto, il dato è del Ministero della Salute. In studio con noi Teresa Boero, lei ci sta raccontando una storia molto
davvero dolorosa e molto intima, lo sta facendo perché vuole lanciare un messaggio a tutte le donne che in questo momento stanno ascoltando la sua storia. E Marina Simonetti, lei è del direttivo dell'associazione WWW Calabria Vista dalle Donne, perché insieme a lei ricostruiamo invece la rete che può essere d'aiuto alle donne in una scelta che tutte definiscono solitaria. Teresa, perché tu non ti sei rivolta ai consultori? Ma probabilmente perché 28 anni fa non c'è stato nessuno che ha veicolato questo mio malessere consigliandomi di rivolgermi ad un consultorio. Che poi voglio dire, il consultorio è chiaro che penso che sia una grande vittoria per le donne, perché da quello di cui stiamo parlando è chiaro che non è che ci si rivolge al consultorio solo per l'interruzione di gravidanza, certo. Anzi è importante dire che le donne devono rivolgersi al consultorio proprio per evitare, per non arrivare ad una gravidanza non voluta, che è brutta questo termine, però è così, e quindi scontare poi il dopo, il dolore, affrontare tutto questo processo interno e invece elaborare una maturità così forte da non arrivare a prendere una decisione simile. Io dico sempre liberare le donne dall'aborto. Perché? Perché è una cosa grave, è un atto che la donna paga, ma non solo fisicamente, lo paga psicologicamente, perché poi ogni giorno tu queste cose le pensi, le ricordi, non c'è un momento in cui tu ti dimentichi e quindi è una cosa ricorrente, allora devi imparare a gestirle, ma soprattutto è importante non arrivare a prendere questa decisione, quindi avere persone che sicuramente possono darti una grande mano ad avere una sessualità, a vivere la sessualità con più responsabilità, quindi parlare di una contraccezione seria, soprattutto perché oggi come oggi l'età è molto abbassata di chi si avvicina al primo rapporto sessuale, noi parliamo di ragazzine di 12 anni, quindi veramente l'assurdo, e con la faciloneria con cui si arriva poi ad un'interruzione. E allora penso che bisogna un pochino fare un discorso di riavvicinamento con le ragazze, con le bambine, proprio cercare di sensibilizzare, perché è un argomento che non si deve affrontare in età adulta, si deve affrontare da subito, proprio per questo motivo, perché l'età è molto abbassata e quindi si fa già sesso a 12 anni e quindi è importante responsabilizzare le bambine, responsabilizzare le donne. Certo, lei insomma ha superato il senso di colpa? Ma guarda, non lo so, forse da una parte sì, anche se è cambiato il mio modo di voler bene e di approcciarmi ai bambini. È un modo completamente diverso, un modo molto più distaccato, cioè si ha paura di legarsi troppo ad un bambino. Ed è una cosa ricorrente anche in altre storie che ho sentito, quindi non è un caso isolato, una cosa mia personale, però effettivamente la ritrovo nelle esperienze che mi vengono raccontate. Quindi non me l'ha risposto però alla mia domanda. Penso ancora a completamente no, è vero, sicuramente ancora no. Invece Marina Simonetti, i consultori e comunque questa rete che dovrebbe aiutare le donne va incentivata, perché ci sono dei problemi importanti, voi ne avete parlato anche nel corso di una recente iniziativa. Che cosa bisogna fare, come bisogna sostenere queste strutture così importanti poi per la vita quotidiana di tante famiglie? Sì, noi come WWW proprio recentemente abbiamo organizzato
costruito un'importante iniziativa proprio per denunciare lo stato dei consultori familiari nella regione Calabria, ma in particolare nella provincia di Cosenza. Stiamo assistendo da qualche anno, non è una questione ovviamente recente, a un depotenziamento dei consultori che nella legge istitutiva, ricordo qui qualche numero, erano previsti con un rapporto di un consultorio territoriale ogni 25.000 abitanti e progressivamente questo rapporto è andato cambiando a discapito appunto del numero dei consultori sul territorio. Siamo oggi nella sola provincia di Cosenza a una ventina di consultori. L'ultimo atto aziendale dell'azienda sanitaria provinciale porterebbe questo già numero non sufficiente di consultori a un numero ancora più ridotto, addirittura 6 consultori in tutto il distretto. La questione ovviamente è di numero, quindi di presenza del territorio, quindi di presidio del territorio, ma è anche una questione di spazi, di disponibilità di spazi adeguati, di strumentazione adeguata, di personale adeguato. I consultori risentono pesantemente, così come tutta la sanità calabrese, della mancanza di turnover, per cui ci sono delle realtà nelle quali a breve, per effetto ovviamente del pensionamento, si rischia appunto di rimanere senza le figure centrali, che ricordiamo non sono solo quelle medico-sanitarie, ma sono anche e soprattutto quelle della sfera psicologica e dell'assistenza sociale. La signora prima diceva una cosa importante, cioè liberare la donna dall'aborto, cioè che è una cosa, diciamo che è una meta, è un obiettivo, una finalità fantastica, nel senso che bisogna lavorare sulla questione della prevenzione, della diffusione della cultura di una sensualità consapevole, ma per fare questo ovviamente bisogna che i consultori siano adeguatamente attrezzati sia in termini di risorse che in termini di risorse professionali. Ora, siamo quindi, stavo dicendo, come WWW riusciti a organizzare questo importantissimo tavolo in cui appunto accanto a noi e alle altre associazioni del territorio e al territorio stesso abbiamo appunto interloquito con le figure istituzionali regionali competenti e insieme appunto al Presidente della terza commissione del Consiglio regionale e della Commissione Sanità siamo riusciti a impegnarci sulla costruzione di un tavolo tecnico regionale interdipartimentale. Questa è la novità, cioè che mette insieme sia le competenze della sanità sia le competenze della previdenza e dell'assistenza, e in modo da anche elaborare un'analisi puntuale dello stato dell'arte. Quindi rafforzare sostanzialmente dal punto di vista del personale queste strutture che sul territorio ci sono, ma mi sembrano insomma molto impoverite. Sono molto impoverite, ripeto, sia in termini di spazi, sia in termini di strutture che in termini di risorse, e rischiano di diventarlo ulteriormente per effetto degli ultimi atti aziendali. Certo, secondo te Teresa si parla sempre meno dell'aborto, no? Perché? C'è ancora quello che tu dicevi prima, un giudizio, la donna lo sente, per cui cerca di farlo nell'intimità e nel silenzio più completo? È vero, penso che questa sia una realtà, anche perché il numero di medici che praticano l'obiezione di coscienza ce lo conferma. Cioè, adesso, quando l'aborto era praticato in macelleria, perché le donne venivano buttate in questi posti, decidevano di farlo e quindi rischiavano la vita, quante ne sono morte? Parla dell'aborto clandestino. Certo, perché erano dei mattatoi dove le donne andavano, chiunque si improvvisava, allora non si sentiva parlare di obiezione, non si sentiva parlare di niente. Oggi è chiaro che ci sono questi obiettori che sentono, probabilmente, non so se proprio al 100%, la responsabilità del gesto che fanno, e quindi è chiaro che la donna si sente ancora più isolata, perché se il medico
prende questa decisione, la donna che prende questa decisione, penso che si senta ancora più colpevole di quello che fa, e quindi è tutto tenuto molto covato, molto silente, però nello stesso tempo è silenzioso per chi guarda dall'esterno, ma la donna all'interno è un vulcano di rabbia, di dolore, di incertezza, di dubbio, e probabilmente i consultori in questo caso quasi sicuramente penso che siano veramente un'alternativa, una sicurezza che possono dare alla donna per una decisione giusta. Sempre secondo però i non dati. esiste la decisione giusta, esiste la decisione della donna. Giusta, diciamo io già la sento qual è dentro di me, Sì, per sì, la sì, mia sì, convinzione, perché cioè, per me la decisione giusta è quella di non fare l'interruzione. Quindi appunto esiste la decisione per me della è donna. una decisione ormai maturata negli anni, Ma- quindi Ed è questo con grande sostanzialmente il convinzione. messaggio che lei Sì, oggi vuole lanciare? esatto. Liberare la donna dall'aborto, e con questo penso che siamo molto concordi. Siamo concordi, certo. Ma magari in una forma diversa, esatto, lavorare sulla... ma io diciamo che quello che condanno è la decisione di un'interruzione, perché comunque è una vita. Ed è difficile per una donna poi accettare, la donna è portatrice di vita, quindi essere poi responsabile della morte di un bambino, perché è questo, come lo si voglia dire, poi diventa qualcosa di molto molto grave. Da accettare, dice lei. Rispetto ai dati voglio sottolineare che le percentuali relative alle interruzioni di gravidanza sono altissime per quanto riguarda le donne straniere. Pensate, sono 1/3 di tutti gli aborti. Voi dei consultori confermate questi dati? Sicuramente sarà così, ma questo attiene ovviamente alle condizioni in cui vivono questi nostri concittadini, non considerati alla nostra stessa stregua, purtroppo, no? Quindi, voglio dire, quanto più noi entriamo in fasce sociali a rischio, tanto più si determinano alcuni fenomeni, non scopriamo niente di nuovo. La questione però va affrontata sul piano della legalità e della laicità, nel senso che nessuno qui penso sia nelle condizioni di sentenziare alcunché. Noi dobbiamo consentire che in uno Stato appunto di diritto, in uno Stato anche avanzato, in una condizione di qual è quella dovremmo vivere noi tutti quanti, siano garantiti dei diritti, il diritto alla salute e a una salute che sia appunto onnicomprensiva, sia degli aspetti, ripeto, sanitari, medici, sia degli aspetti psicologici, che è quello che tentiamo di fare e di sostenere quando diciamo che i consultori familiari vanno che poi è stata anche la filosofia della 194, se vogliamo, la no? La filosofia della 194, la 194 non è la legge dell'interruzione volontaria, è la legge per una maternità consapevole. Certo, la 194 che però sta vivendo siamo passati da un periodo di forti rivendicazioni, come diceva lei, sì, di alcune rivendicazioni per le donne, a un'altra epoca. No? Sì, in questo momento la 194 è molto messa da parte, ci sarebbe tutto un discorso da fare proprio in virtù di questa legge che non si sa quanto viene applicata, ci sono anche molte proteste in Italia. Sì, ma non riguarda solo la 194, cioè sono tutte le questioni che attengono, diciamo, a delle conquiste sociali e civili in questo Paese che in qualche misura sono andate arretrando. Il compito ovviamente delle associazioni per esempio come quella che io rappresento, è ovviamente di tenere invece alta l'attenzione su tutte queste questioni. Perché secondo lei sono stati fatti questi passi indietro che verificate, che verifichiamo? Voglio dire, i passi indietro li ha fatti sostanzialmente tutto appunto il comparto dei diritti in Italia, no? Dei diritti civili conquistati in Italia, per tutta una serie di questioni che sono ovviamente economiche, che sono sociali, che sono politiche.
È vero che in Italia si sono avute delle leggi avanzatissime, appunto come questa della 194, come questa dei consultori familiari, e che appunto per più che altro per una gestione anche diciamo territoriale della sanità. Sappiamo che appunto le politiche sanitarie sono anche, derivano anche da scelte e visioni che sono locali, regionali ad esempio, quindi anche in virtù di questi passaggi ci sono stati come dire, delle trasfigurazioni, per cui appunto noi abbiamo assistito a questo progressivo cambiamento della considerazione dei consultori familiari, ma che appunto siamo qui apposta per ribadirne l'importanza e la loro funzione sul territorio. C'è ancora sensibilità verso questi temi. Moltissima, Voglio ricordare che guardi. la 194 andava a sanare quello che diceva prima Teresa, no? I tanti casi clandestini in cui molte donne morivano, le tante interruzioni di gravidanza non legali. La 194 ha sanato e ha dato risposta a purtroppo quella che era una pratica diffusa in cui tante donne hanno perso la vita, quindi insomma dobbiamo dire, come diceva lei, che insomma era una rivendicazione di un diritto alla salute da parte delle donne. Dicevo appunto, quindi perché i consultori oggi trovano tanto consenso di sensibilità? Lei ha detto che c'è tanta sensibilità. Appunto perché sono presidio anche e soprattutto per tutte le fasce fragili di questa società. Noi parliamo appunto ad esempio gli adolescenti, tutto il disagio adolescenziale. Nei consultori familiari appunto c'è la possibilità che queste questioni vengano prese in carico da operatori, da professionisti. E questo è un elemento di forte criticità attualmente nella nostra società, e per questo c'è molta attenzione. Noi appunto durante il dibattito che si è avuto a Spezzano ci sono state anche testimonianze di case famiglia che nei consultori familiari trovano il riferimento per le questioni che attengono ai loro ospiti, e che ovviamente, vedendo depotenziato, sottodimensionati in termini appunto anche di possibilità di accoglienza, questi riferimenti aumentano ulteriormente le loro difficoltà. Per questo, cioè i consultori, laddove aumenta il disagio, laddove aumenta la crisi socio-economica del territorio, ancora di più vanno potenziate queste strutture di riferimento. Teresa, quando hai trovato il coraggio di parlare con qualcuno di questa tua esperienza, no? Di condividere questo dolore e poi anche di mettere a disposizione questa esperienza di altre donne affinché potessi aiutarle? Allora, come tu ben hai detto prima, io lavoro con Padre Fedele, quindi sono sulla strada notte e giorno. Vengo a contatto perennemente con situazioni che sicuramente non sono semplici. La povertà, tutto quello che vuoi, ma soprattutto le donne. Io per esempio adesso ho contattato delle ragazze insieme a Padre Fedele cercando di evitare che accettino dei lavori fantomatici se prima non consultano noi, perché è facile capire dove vanno a finire. Devo dire che perché quando ho deciso di parlarne, come si è accesa questa luce, proprio da questo, vedendo che non ero solo io ad avere questo problema. Quindi dal momento in cui ho parlato con altre donne, perché è importante la comunicazione tra donne, quella è una cosa importante, allora prendi coscienza che il tuo problema non è solo il tuo problema, ma è il problema che comunque puoi condividere con tantissime altre persone che magari l'hanno vissuto in maniera più grave, in maniera più superficiale, perché non è che tutte lo hanno avuto magari con gli stessi aspetti, con gli stessi sintomi, diciamo. Però è chiaro che da questo è nata la consapevolezza che anche se si è fatto un errore è importante parlarne, perché
non tanto per riuscire a superare il problema personale, ma soprattutto per essere di esempio agli altri e cercare di far capire che poi c'è un dopo. Quel dopo è penoso, è triste, è pesante, è doloroso, e allora forse per evitare quel dopo è molto meglio prevenire, arrivare ad evitare una decisione così cruenta, così brutta. E questo messaggio è arrivato? Guarda, devo dire che con le persone che stiamo frequentando c'è un momento di grande riflessione. Noi abbiamo adesso un caso di una ragazza che sta decidendo un'interruzione di gravidanza e devo dire che ha un momento di grande riflessione. E quindi questo per me è già una grande vittoria. Certo, noi siamo quasi in chiusura. Però io vorrei dire solo una cosa, senza entrare ovviamente nel merito del lavoro che fa la signora, però è importante fare riferimento a strutture che abbiano le figure professionali adeguate ad affrontarli i problemi, perché attenzione allo spontaneismo, ma noi siamo un'associazione che lavora sul territorio con l'esperienza di Padre Fedele ormai da decenni. Guardi, semplicemente quindi la sua è già una figura professionale molto forte. Non sono io a doverlo dire, ma appunto penso che queste siano questioni che vadano prese in carico dalle strutture deputate, ripeto, che abbiano i criteri e i requisiti idonei. Su questo è un messaggio forte che invece dobbiamo mandare, cioè che grazie a Dio siamo in una società evoluta dove appunto le strutture esistono, le figure professionali sono presenti e sono disponibili, vanno utilizzate le strutture professionali esistenti. Però è importante anche riuscire a lanciare quella mano di aiuto sulla strada a persone che non si rivolgerebbero mai. Io faccio parte anche di grazie diciamo anche all'attività di Padre Fedele, devo dire che siamo riusciti a parlare con tante donne che probabilmente si saranno rivolte anche a dei consultori, ma che sicuramente se non ci sarebbe stato il nostro intervento non avrebbero mai preso una decisione del genere. Certo, insomma, deve nascere una rete più forte, no? Tra anche chi lavora sulla strada e le istituzioni, i consultori, certo, assolutamente, ma appunto se c'è questo collegamento, no, funziona, perché loro poi accompagnano ai consultori e lì nasce, no, quello che dicevi tu, appunto il professionista che prende in carico la paziente, la rassicura, dà delle informazioni giuste su che cosa succede e c'è questa presa di coscienza, presa in carico del paziente che è importantissimo in all'interno anche delle di un percorso sanitario, percorso pubblico, sanitario, un percorso a garanzia della salute, perché noi parliamo di salute delle donne, assolutamente. Complessiva. Salute complessiva delle donne, delle famiglie, degli adolescenti, perché... Ma in una scelta, voi avete parlato tanto di scelta solitaria, lo diciamo, siamo in chiusura, quindi vi prego anche di essere brevi. Quanto si riesce a coinvolgere la famiglia e quanto la famiglia può, nel caso di un adolescente, essere di aiuto in una scelta? È fondamentale la famiglia, però ovviamente il percorso è quello che all'interno della struttura viene ad essere indicato, cioè dipende da caso a caso, insomma, però va da sé che il coinvolgimento della famiglia è fondamentale. Cosa ne pensi, Teresa? Ma guarda, io dall'esperienza che noi abbiamo avuto abbiamo visto delle famiglie molto assenti, molto lontane, e quindi cercare di arrivare anche al cuore della famiglia non è semplice, perché ripeto, c'è una situazione anche sociale molto particolare e quindi c'è un grande divario tra i figli che hanno i problemi e le famiglie che vivono in un'altra realtà. Quindi insomma sembra di parlare di due città diverse ascoltandovi, dobbiamo dire la verità. No, voglio dire... Diciamo sono le esperienze personali che purtroppo sono delle esperienze molto forti, ma sono delle esperienze reali.
Quindi no, io mi attengo a quello che dovrebbe essere il percorso, certo. non parlo di casi specifici ovviamente. Quindi parliamo di strutture aperte a tutti, il problema poi è indicare le strade. Voi dalla strada riuscite a cogliere forse quella che è l'esigenza più forte, fatta di dolore, di solitudine. Poi diamo uno scossone, a volte Padre Fedele dà lo scossone alla persona per cercare di farla cominciare a riflettere, e poi chiaramente si inizia un percorso, poi quel percorso la persona decide se rivolgersi ad un consultorio, se andare in un ospedale, cosa fare. Ma chiaramente ha sempre vicino delle persone che sono pronte ad ascoltare senza giudicare, quella è la cosa molto importante, e senza condannare. Nei consultori voi lo avvertite forte ancora adesso, questo sentimento della donna, questo sentirsi in colpa, questo sentirsi giudicata rispetto ad una scelta del genere? Guardi, mi fa una domanda per me un po' difficile, nel senso che io, non lavorando dei consultori, non ho direttamente questa esperienza, ma non può che essere questa del percorso a cui faceva cenno la signora, un percorso doloroso, sicuramente doloroso, che però poi viene vissuto a secondo le caratteristiche individuali nelle maniere più disparate. Ripeto, l'importante è consentire alle persone di pervenire a un percorso di autodeterminazione che sia il più consapevole possibile, che lasci poi anche la possibilità di elaborare qualunque sia la scelta fatta nel modo migliore possibile, nel modo meno doloroso e meno traumatico possibile. Ripeto, questo si fa, secondo me, sempre accompagnate da strutture competenti e professionali. In una battuta, perché siamo davvero in chiusura, perché sono sempre più invisibili gli aborti, seppur calano? Per il senso di colpa che la donna... Sei d'accordo? No, non lo so se sono visibili o invisibili, bisogna appunto fare in modo che funzionino le strutture che abbiamo detto, insomma. Non capisco proprio la domanda, che vuol dire visibile e invisibile, perché non se ne parla. No, perché noi non se ne parla? Io credo che invece noi ne parliamo, le donne ne parlano, tant'è che appunto la signora ne è testimonianza. E su questo ci fermiamo, ripeto, calano gli aborti in Italia, sono meno aborti, ma ripeto, sempre più invisibili. Il messaggio attraverso le testimonianze, attraverso la rete dei consultori, insomma ci sono strutture che accompagnano le donne nel momento di una scelta così difficile, e quindi insomma è questo il messaggio che oggi abbiamo voluto mandare attraverso un tema così controverso, anche oltre che delicato. Grazie per essere stati con noi e grazie in regia ad Enzo Leonetti, a Michele Cava in studio, ai nostri ospiti. Noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.